Per me era fondamentale la figura dell'insegnante. L'insegnante è una parola bellissima che vuol dire quello che ti lascia il segno. Insegnante, ti lascia un segno dentro. Canova che si incontra con Napoleone. I due sono terribili. Si incontrano a Parigi perché mica Napoleone va a Roma per farsi ritrarre. Quando Canova gli dice: ma lasciate qualcosa? In Italia avete portato via tutto. Ma come, dice l'altro? E Parigi ormai la capitale del mondo, non è più Roma. Beh, allora portatevi via anche il Colosseo. Portatevelo via. Portatevi via la colonna Traiana. Anche quando è costretto a firmare la sua sottomissione all'impero di Francia, si firma Signé Antonio Canova con la O stretta, la Veneta, Veneto. Ciao, bentornati a Campus Cast, il podcast motivazionale direttamente dagli studi della British School di Bassano del Grappa. Oggi ho ricevuto il testimone da Leo, che salutiamo, per dargli il cambio per questa intervista. Abbiamo con noi il professor Giancarlo Cunial, professore storico studioso di Antonio Canova, che ci racconterà un po' la sua esperienza e un po' come ha fatto della sua passione per l'arte, per la cultura, un lavoro, un percorso professionale. È stato anche sindaco di Possagno, quindi un comune qui vicino, e niente, è qui per portarci un po' e darci qualche dritta su come intraprendere il suo percorso. Giancarlo, benvenuto, grazie per il tuo tempo, per la tua disponibilità. Grazie a te e a voi. La prima domanda che ti faccio è: sei arrivato fin qua, cosa ti ha permesso di arrivare ad essere quello che sei, cioè uno storico riconosciuto, uno scrittore di saggi, un gestore del museo canoviano che è conosciuto e rende la nostra zona anche degna di lustro e di fama a livello internazionale, direi. E cosa ti ha... da dove sei partito, insomma? Beh, io sono vecchio intanto e quindi sono partito quando tutte queste cose, e non soltanto queste cose che adesso vedo in questo studio, ma tutte le cose di cui mi sono occupato non c'erano. Io nasco da una famiglia di contadini, sono il primo in assoluto di tante generazioni a essermi laureato, e appena finita l'università ho capito che il mondo stava cambiando velocemente, una quarantina di anni fa, nel senso che non si procedeva più per programmi, ma si procedeva per progetti. E cioè che la vita non poteva essere programmata all'inizio, quando si cominciava a lavorare, ma che la vita andava avanti per progetti e potevi cambiare un sacco di cose durante la tua esistenza. E così io, per esempio, sono approdato a Canova senza aver mai fatto nessuna laurea in storia dell'arte. Okay. Sono arrivato perché ho fatto il concorso pubblico al Museo Canova di Possagno, lì ho dovuto prepararmi, certo che avevo fatto degli studi precedenti, ma insomma io mi interesso di Canova quando avevo 40 anni, insomma. Quindi dopo rispetto agli studi che hai fatto. Certo. Hai studiato filosofia, sei laureato in filosofia, sì, perché avevi un'idea chiara di voler fare il professore di filosofia o per passione? Diciamo che io nasco storico come mia mentalità, no? Mi piace molto la storia, mi piace molto lo spessore, la profondità storica degli eventi. Poi certo mi sono appassionato alla filosofia, soprattutto ai temi attuali, nel senso che ci si rende conto fin da subito, no? Con una preparazione filosofica, che i tempi che stiamo vivendo non sono tempi in cui cambiano velocemente le cose, ma cambia il tempo. Okay. È l'epoca che sta cambiando, quindi i miei figli non vivranno più nell'epoca in cui ho vissuto io. E quindi se tu dovessi dare a loro un consiglio ad oggi, perché tu avevi un'idea, avevi appunto un percorso in mente, dopo hai dovuto riadattarti, sì. Ma le persone che si trovano adesso a dover scegliere un percorso di studi, ad esempio, cioè che consiglio gli diamo perché sia una cosa utile al loro percorso? È questo che i vecchi come me faticano a capire questa cosa, cioè noi non possiamo più dare consigli. È finito il tempo, perché io non, voi siete tutti giovanissimi, però io sono un fossile vivente. Io vengo da una scuola di trasmissione di un sapere, di conoscenze
Adesso le conoscenze che si imparavano a scuola le trovi tranquillamente su un device, su un qualsiasi marchingegno. Quello che devi fare è inventarti tempi nuovi, con nuove prospettive. È questo che la scuola per questo patisce. Stiamo Che la formazione è rimasta un po' vecchia, ma forse. per carità, qual è la novità? Qual è la novità o le novità del nuovo anno scolastico? Facciamo un esempio molto semplice, no? Perché così ci rendiamo conto. La prima novità è che è cambiato l'esame di Stato e si chiama esame di maturità. E qual è la novità? Non c'è. Soltanto è cambiato il titolo, il nome. La nomenclatura. Ma è una roba terribile. Cosa vuol dire? Se cambi un esame, vuol dire che lo cambi dalle fondamenta? No, abbiamo cambiato il nome e abbiamo fatto, per dire questo, è stato fatto tutto uno studio di tutto quello che è cambiato. Non è cambiato niente. Interrompiamo soltanto un attimo per ricordarvi che questo episodio vi è offerto da Americana, l'agenzia che vi aiuterà ad integrare l'intelligenza artificiale con il vostro business in modo facile, efficace e personalizzato. Americana utilizza una combinazione di esperienza imprenditoriale, marketing basato sui dati e tecnologia avanzata per aiutare la tua azienda ad ottimizzare i tempi, migliorare i flussi di lavoro ed ottenere risultati concreti. Per capire meglio come l'intelligenza artificiale può aiutare il tuo business, visita americana.vision. Il link per entrare in contatto con Americana e conoscere meglio i loro servizi lo trovate direttamente nella sinossi di questo video. Ma quindi al netto del confrontarci con cambi nome ma non cambi struttura, come facciamo noi a barcamenarci? Cioè abbiamo un sogno, abbiamo un progetto, la scuola non ci dà magari i fondamenti, la scuola dell'obbligo, diciamo, che scelte possiamo fare per concretizzare? Sì, questa per è trasformare questa è una bella passioni. domanda e non so rispondere a questa domanda, però proviamo a vedere che cosa succedeva quando andavo a scuola io. Per me era fondamentale la figura dell'insegnante. Insegnante è una parola bellissima che vuol dire quello che ti lascia il segno, quello che ti lascia il segno, insegnante, ti lascia un segno dentro. Oggi con i nuovi metodi educativi, quelli nati dopo la Seconda Guerra Mondiale, Montessori, Reggio Children, Steiner, sono tutti metodi in cui al centro non c'è più l'insegnante, che infatti vale poco a mio giudizio oggi, ma vale l'allievo. Lo studente è al centro dell'attenzione. Eppure, nonostante questo, la scuola non ci prepara. Perché? Perché in questo cambio d'epoca occorre tenere presente che quello che vale in un'azione educativa, quello che è centrale, non è né l'insegnante né l'allievo, ma è la relazione. Infatti, non so, un ragazzo a cui non piace la matematica, può esserci, no? Io avevo questo problema alle medie, poi ho superato le superiori e poi nella vita ho metabolizzato che quello che è cambiata non è la matematica, ero io in relazione con l'insegnante. Ma infatti quello che fa poi la vita vera sono le relazioni. Ma certo. Forse l'importante della scuola è imparare a strutturare le relazioni. Questo è. E una persona quando esce, in base anche alle persone che conosce, che lo hanno formato o che nel suo percorso gli danno degli input, anche dei consigli, può sviluppare un certo tipo di carriera rispetto a un'altra. Ad esempio, infatti, una domanda che mi viene in mente è: tu sei stato un professore, ma anche un sindaco, quindi diciamo che non hai avuto solo la parte teorica, però hai concretamente gestito una comunità, un paese. Come hai fatto a diventare sindaco e questo ruolo più concreto cosa ti ha permesso di fare per la tua comunità, no? O per i giovani che si incontravano con te al di fuori delle mura scolastiche? Anche questa è un altro settore, no? Molto, molto importante. Allora, quando sono diventato sindaco, io avevo già fatto 10 anni di amministrazione e fremevo un po' perché i sindaci con cui ho lavorato nei primi 10 anni, io ho fatto in tutto 15 anni, ho fatto 5 anri solo il sindaco, gli ultimi 5, e dopo 15 anni io credo che uno debba ritirarsi. 15 anni di politica? Sì, di amministrazione pubblica. Tutto sto discorso del terzo mandato, quarto, ma per carità, dopo 15 anni basta, fuori dai piedi. Spazio ai giovani che hanno voglia. Ma sì, per carità, certo che devono mettersi in relazione anche loro. Comunque, quando sono diventato sindaco mi sono reso conto che l'eredità che mi hanno lasciato i sindaci precedenti era un'eredità
dell'amministrazione dei trasferimenti dei fondi dello Stato, cioè lo Stato passa ai comuni tuttora, non lo so, 2, 3, 4 milioni, dico per un paesetto come piccolo come quello di Possagno saranno questi pressappoco oggi i trasferimenti dello Stato, cioè 3-4 milioni di euro che amministri con acquedotti, fognature, strade, insomma. Ma mi ero reso conto che non era quella, cioè la qualità della vita della mia comunità allora non si basava, non si misurava sulla correttezza del manto stradale, dell'asfalto delle strade. La qualità della vita si basa sulla felicità che si prova a vivere dentro una comunità, che non si misura con la quantità di soldi, ma si misura con i progetti che ti vuoi fare e con l'intercettare fondi strutturali che possano finanziare quei progetti. E come si fa concretamente questa cosa? Cioè ci si trova in una realtà dove diciamo che ci sono delle regole, come si fa a cercare di portare qualcosa di concreto per la comunità e non di qualcosa che deve essere fatto? Ho avuto la fortuna di trovare un bravo, io ero laureato in una materia umanistica, non c'entra niente con l'amministrazione pubblica, non avevo conoscenze economiche, non sapevo allora leggere un bilancio pubblico. Ho avuto la fortuna di trovare un bravissimo dirigente di progetti europei, ma posso fare anche il nome perché lavora tuttora presso strutture di questo tipo, che è Michele Genovese di Conegliano. E lui mi ha detto: guarda che se vuoi è appena uscito un bando europeo, un programma europeo, era il Leader 2 allora, adesso mi pare siano arrivati al Leader 4, insomma Leader 2 allora. Bisogna però costituire un gruppo di azione locale, un GAL, gruppo di azione locale, ci sono ancora. E se vuoi, però io non so niente, mi dice lui, per quanto riguarda mettere assieme comuni, ma dico, ma li mettiamo subito, quanti soldi ci sono? Beh, dice non ce ne sono tanti, però sta attento che bisogna fare tutte azioni immateriali. E noi veneti siamo terribilmente materialisti, una cosa. Quindi se finanziamo una pista di sci, questa noi facciamo una strada nuova. Quindi qualcuno che vuole fare qualcosa deve avere un progetto concreto, un'idea precisa. Concreto, e in questo caso era un progetto culturale, formativo, era la mia strada. Certo. No? E abbiamo attivato una serie di relazioni con non so se 25-30 enti pubblici, comuni, associazioni di categoria. Abbiamo messo in campo fra finanziamento europeo e cofinanziamento locale, allora si parlava ancora di lire, 16, 17, 7 milioni, 8 milioni di euro di adesso, e abbiamo fatto una bella azione. Poi io sono uscito, giustamente, certo. Altri hanno ereditato, però così bisogna fare oggi l'amministrazione. Quindi c'è tuttora la possibilità di accedere a dei fondi, magari certo. Non tutti lo sanno, dei fondi europei che ti permettono anche di realizzare opere o progetti anche a livello culturale, se uno ha la passione della cultura e vuole portarla un po' nella dimensione locale. E questo perché il vero problema oggi di un'amministrazione pubblica non è la buona amministrazione. Io sono convinto che tutti gli amministratori locali, ma certo, ci tengono alla loro comunità, sì, certo. Ma io non sono convinto che ci siano grandi scandali. No, il vero problema è la restanza, il concetto della restanza, cioè restare nei piccoli comuni, nei piccoli borghi. Se ci spopoliamo, se mancano le scuole elementari, basta, è finito, un paese chiude. Certo. Questo è il vero problema e si può superare non certamente con i fondi ordinari. Occorrono grandi risorse pubbliche che solo l'Europa ci può dare. E che qualcuno con una passione per la comunità ma anche per la cultura può decidere di concretizzare e di portarla nel locale e quindi non far morire una comunità ma dire occorre attivare forze giovani. Mi attivo, esatto. Perfetto. Per questo. E per quanto riguarda passioni trasformate anche in mestieri, in lavoro, tu hai anche scritto dei libri, dei saggi. Come hai deciso di scrivere il primo? Chi ti ha aiutato? È stata una tua idea? Com'è concretamente pubblicare un libro? Qualcuno che ha la passione di scrivere, insomma, da che parte? Io non saprei neanche da che parte partire, avrei un sacco di cose da raccontare, però direi, come faccio? Sì,
in Italia non c'è questa cultura del libro, dell'editing, io sono convinto che ci siano grandi risorse librarie in Italia, culturali in Italia, che vengono lasciate inespresse. Io sono stato fortunato io sono stato molto fortunato nella mia vita. Quindi una veramente. dose di fortuna per tutti. Sì, ci serve. vuole, e bisogna anche andarsela a cercare la fortuna, ecco. sì, perché bisogna essere bravi, perché io sono bravo, io me lo dico spesso, sono bravo, però... Determinazione. Sì, determinazione, costanza, avere un po' di fiuto, avere avuto una buona scuola, di buoni insegnanti, basta anche 1 o 2 buoni insegnanti. Allora, scrivere libri, io sono stato fortunato perché quando ancora ero assessore alla cultura, il Museo Canova di Possagno mi chiama e mi dice hai possibilità di farci un piccolo cataloghino delle opere che abbiamo in Gipsoteca? Io mi metto a scrivere qualcos'altro avevo già preparato, messo nel cassetto, allora si usava ancora mettere nel cassetto, adesso si userebbe salvare in qualche cartella del computer, insomma viene fuori e io pubblico presso la Gipsoteca il primo catalogo utile insomma della Gipsoteca, i precedenti erano degli anni 50, insomma appena finita la guerra, era il catalogo bellissimo di Elena Bassi, però ormai superato anche... Vetusto. Sì, come concept era superato e quindi pubblico il mio primo libro sulla Gipsoteca di Possagno. L'ente che amministra il Tempio mi chiede fai la guida anche del Tempio e pubblico, e siamo nel 1992 mi pare, e poi di altri libri. Nel 94 nasce un bellissimo volume sulla religiosità e la devozione popolare nelle terre della Valcavasia. Più tardi nasce la Crocerossina del Grappa, che è una trascrizione romanzata di un diario che lascia una Crocerossina ad Andreina Bianchi. Come nasce un libro? Non lo so come nasca un libro, perché un libro, per me almeno che sono molto disordinato, nasce da dentro, sì, dall'impulso tante creativo. cose, sì, poi magari resta lì per un mese, poi lo riprendo e non dormo una notte. Quindi perché bisogna avere pazienza e non spaventarsi se non esce tutto subito no, ma così. certamente. E poi occorre avere anche un po' di umiltà, io credo, un po' di umiltà, nel senso che se trovi una buona casa editrice, la Santi 40 di Treviso aveva sia Alessandra sia Mazzariol, che era il proprietario, erano personaggi incredibili. E tu hai trovato supporto da parte loro, cioè ti sei interfacciato con loro? Professor, mi telefonava anche dei noti, professor, questa frase qua no, se tu non te devi, ecco, io ho bisogno di questa cosa, perché magari quando scrivo butto là le cose, certo. Non mi accorgo, cioè. Però non ti sei mai sentito solo in questo percorso, hai avuto un supporto, hai avuto delle indicazioni, sei riuscito insomma a concretizzare, pur avendo delle idee tue, però insomma qualcuno che ti ha dato Sarebbe bello che ci fosse un piccolo gruppo culturale che si mettesse proprio con pazienza a leggere, tirar fuori dai cassetti, dai nostri computer, i nostri libri. Ci sono molti che scrivono e poi lasciano là perché si disamorano, perdono magari l'entusiasmo. magari non sanno bene che step prendere, perché adesso, per carità, con l'era dell'internet forse una persona un manoscritto riesce a caricarlo, certo. Forse è un po' più facile, un po' più semplice, però ci vuole magari un po' di guida, un po' di... Io sono ancora innamorato della carta, c'è poco da fare, è inutile che io mi periti di essere un digitale, io sono un analogico, io sfoglio il libro, mi piace l'odore della carta. E se tu dovessi o potessi riscrivere un episodio della vita del Canova in forma moderna, quindi anche se sei un amante della carta, in un film, un romanzo oppure un episodio di una soap opera o di quelle che oggi si chiamano serie TV, quale episodio della sua vita sceglieresti? Così conosciamo anche un po' questo personaggio che è stato un grande personaggio e ne parliamo un attimo. Venendo qua, durante il viaggio di arrivo qui a Bassano, mi sono proprio fermato al telefono a lungo con un regista di un film che sta per nascere proprio su questo argomento, ma non voglio spoilerare niente perché
è una cosa abbastanza fresca ormai, pronta per essere... Allora saremo curiosi di sapere più uscirà una avanti. bella cosa, secondo me. Bene. Ecco, se dovessi scegliere un episodio di una serie, Canova che si incontra con Napoleone. I due sono terribili, perché Canova era il figlio di uno scalpellino, e Napoleone era imperatore non soltanto di Francia ma dell'Europa, e i due si incontrano a Parigi, perché mica Napoleone va a Roma per farsi ritirare, chiama Canova che vada a Parigi, Canova che lo odiava, io credo che lo odiasse, perché gli aveva portato via le opere d'arte dall'Italia, gli aveva fatto finire Venezia, che era la patria sua. Insomma, ecco. Non il suo migliore amico. No, sicuramente, però gli tiene testa, lo rimprovera, lo prende in giro. Quando Canova gli dice: ma lasciate qualcosa? In Italia avete portato via tutto. Ma come, dice l'altro? È Parigi ormai la capitale del mondo, non è più Roma. Beh, allora portatevi via anche il Colosseo. Dai, portatevelo via. Portatevi via la colonna Traiana, Ecco, cioè ci sono questi modi, no? E secondo me è un affresco che starebbe bene finito in una pellicola di film. È stata una figura, infatti è bello avere una figura così che è della nostra zona, no? Sì. Perché non tutti la conoscono, secondo me, perché ormai si va un po' indietro nel tempo e forse per conoscerla bisogna essere un po' appassionati di arte classica. Però ci sono questi aneddoti che sono anche molto motivazionali, perché comunque lui è partito da Possagno, che è un paese piccolo, un posto piccolo, ci ha creduto, è diventato quello che è diventato, e grazie a lui anche noi abbiamo questo respiro internazionale, no? Sì. Diciamo che è vero che lui è partito da Possagno, è nato ad Asolo, a Pagnano per la precisione, poi a Venezia a studiare, poi a Roma. Roma è diventato un romano, lui addirittura io penso che parlasse romano. Sì, lì ha avuto più porte aperte, più possibilità di... Poi ma Roma anche in quei tempi. Certo. Oggi è tutto interconnesso, all'epoca insomma no. Certo. Però è rimasto veneto, anche quando è costretto a firmare la sua sottomissione all'impero di Francia, si firma signé, cioè firmato, Antonio Canova con la O stretta, la Veneta, Veneto. E quando muore, il giorno prima lui stava molto male alla fine per quel suo problema che aveva avuto fin da giovane ai visceri, quando muore a Venezia aveva già fatto 5 testamenti nella sua vita. Ogni volta che faceva un viaggio internazionale, i viaggi erano molto insicuri, faceva testamento. Lui era molto ricco, Canova, non di famiglia, ma lui con le sue opere, la vendita dei suoi marmi è diventato di una ricchezza addirittura sfacciata. Sì, perché lui ha avuto successo già in vita, terribile, a differenza di molti altri. Grandioso, ma possedeva palazzi a Roma, in Umbria, eccetera. Soldi, banche, gestiva un prestito proprio. Lui è stato un creativo che della sua arte ne ha fatto un mestiere. Il fratello Giovanni Battista Sartori è un grande amministratore che va con lui, diventa abate, poi diventerà vescovo, va con lui e diventa amministratore delle sue cose. Ma in punto di morte lui capisce ormai che insomma è arrivato alla fine, è sfinito, sfibrato, si trova a Venezia, sta per andare a Roma, non se la sente più, cade a letto, è in casa di un amico, l'amico Francesconi, vicino alla Basilica di San Marco, e dice a suo fratello: annullo tutti i miei testamenti precedenti, lascio a te tutte le mie ricchezze, tutte, ma a una condizione, che tu alla mia morte vendi tutte le ricchezze che sono fuori del Veneto, porti i soldi e le opere d'arte che ancora sono nel mio studio nel Veneto e li usi quei soldi a favore delle popolazioni. E quindi nasce il Tempio di Possagno, il Museo di Possagno, la piazza di Crespano. Crespano non aveva una piazza, nasce la strada. Vogliamo ringraziare? Sì, nasce la strada, il nostro Canova. La strada del Molineto, quella che collega Bassano con Pederobba,
è stata costruita con i soldi di Canova, il ponte di Crespano con i soldi di Canova. Quindi non hanno fatto tutto i romani, anche il Canova ci ha messo del suo. Certo. Buono a sapersi. E infatti una cosa curiosa, se Canova fosse in vita e tu avessi l'opportunità di incontrarlo, che cosa gli chiederesti? Che rapporto aveva con sua madre? Io sono convinto che qui ci ha lasciato un'ombra, o perlomeno noi vediamo un'ombra, perché sua madre è rimasta, il papà di Canova, Pietro Canova, muore quando il bambino aveva 4 anni neanche. L'anno dopo la madre si risposa, torna nel suo paese natale che è Crespano, e noi diciamo oggi Crespano, Possagno, insomma sono 5 chilometri, sì, però in mezzo c'è il Lastego, che è un torrente molto profondo, una gola praticamente che scende dal Grappa e va verso la pianura veneta, e non c'è il ponte, perché il ponte viene costruito appunto morto Canova, e quindi non si andava a Crespano, si faceva un giro lungo, e la madre si risposa e non porta, perché così diceva il codice di famiglia veneziano, lui nasce sotto la Repubblica di Venezia, il bambino Antonio Canova resta a Possagno con il nonno Pasino, è lui che lo abitua a scolpire, perché Pasino, Pacino si scrive, ma con la S veneta si pronuncia, Pasino Canova, è lui che gli insegna a scolpire, a scalpellare la pietra. Noi sappiamo che, almeno dalle notizie che abbiamo finora, rivedrà sua madre a 18 anni. Che rapporto c'era fra un bambino di 5 anni che non vede più sua madre fino a quando è ormai giovane? Non lo sappiamo. E questa è la curiosità, una curiosità molto personale, molto intima. Sì, perché poi sono fiorite, no? Perché una donna che lascia, abbandona, secondo la nostra mentalità, un figlio di 5 anni in casa di un vecchio nonno, insomma, sì, non è una cosa semplice. Mi piacerebbe chiedergli che rapporto c'era con sua madre. Poi sappiamo che le voleva bene, se l'è portata a Roma anche per un anno e mezzo, poi lei stava male, è dovuta tornare indietro. Ma insomma, i rapporti ci sono stati, ma in quel periodo in cui la madre era assente, come l'ha vissuta? Ok. Questo glielo chiederei. Ok. Grazie intanto per tutte queste curiosità. E quindi, il tuo percorso è bello perché dalla tua passione e dai tuoi studi tu ne hai fatto varie professioni diverse, ti sei saputo anche riadattare perché, come hai detto, sono cambiati i tempi, sei dovuto cambiare tu. Però mi piacerebbe sapere, se tu dovessi descrivere la tua vita, il tuo percorso con un'opera d'arte, quale sceglieresti? Con un'opera del Canova o un film, un romanzo, cioè un'opera, quale opera meglio può rappresentare la tua vita e il tuo percorso? Difficile questo. No. Mi piace molto come percorso. Vale anche se il protagonista è una donna. Certo. Adesso non so se questo sia. Comunque mi piace molto come percorso La Chimera di Sebastiano Vassalli, un romanzo a mio giudizio fra i più belli del Novecento italiano. Se scegliamo una opera di Canova, un'opera formativa, è la sua, chiamiamola così, tesi di laurea, è Dedalo e Icaro. Bellissimo Dedalo e Icaro. È così. Dedalo e Icaro perché Dedalo è il figlio, Icaro è il padre ed è anche l'educatore, no? E Dedalo, il padre, mette sulle spalle del figlio Icaro le ali con cui può volare oltre le ristrettezze del labirinto di Cnosso. In realtà sono le ristrettezze del labirinto della nostra ignoranza, lo rende libero, e secondo me Dedalo Icaro di Canova rappresenta il modello per ogni insegnante. Bene, arrivati a questo punto io ho una proposta da farti. Un ospite prima di te ha lasciato in questa box Question Time una domanda per te, non sapendo che saresti stato tu, ma insomma una domanda. Hai voglia che la scopriamo assieme e Come rispondiamo? No? Ma certo, speriamo di essere in grado di rispondere. Vediamo. Allora, come si può sviluppare e migliorare la coscienza morale della nostra esistenza? È troppo difficile per me.
Diciamo una cosa, che la coscienza morale nasce da una autoconsapevolezza, come dire, del limite. Quello che si è evaporato nella nostra epoca, che va a chiudersi per fortuna, perché io sono nato in un'epoca che non condivido, di cui non condivido quasi niente. Si è evaporata la figura del padre, quella cioè, adesso so che padre è troppo restrittivo, ma insomma il padre era quello che diceva di no, quello che metteva il limite. Ecco, la coscienza morale nasce dalla autoconsapevolezza che io non posso fare tutto, non posso vivere per sempre, non posso sapere tutto, non posso arrivare dappertutto. C'è uno scarto fra il mio desiderio di infinito e la nostra esistenza, che invece è limitata, che fa di noi degli esseri umani. Solo se prendiamo consapevolezza di questa nostra esistenza dal desiderio infinito, ma dal limite contingente dell'esistenza, da qui nasce la morale. La morale nasce dal metterci dei limiti. Crescere dei figli pensando che possano avere tutto, capire tutto, sapere tutto, arrivare dappertutto, dei figli, cioè no limits, è profondamente immorale. Ed è anche sbagliato ed è molto coerente con l'epoca in cui viviamo, no? Dove con internet si pensa di poter arrivare a tutto, Sì. e invece bisogna fare un passo indietro. Sì. E cercare di essere concreti, umili, come avevamo detto prima. La consapevolezza. E consapevoli. E l'umiltà è l'essere attaccati alla terra, umiltà deriva da humus, che vuol dire terra, Sì. Essere proprio molto realistici e capire le nostre limitatezze. Esatto. Vogliamo lasciare una domanda anche all'ospite che verrà? Sì. Allora, ti passo un foglietto, Ma vediamo. devo dirla in pubblico? No. No, deve essere segreta. Va Quindi sarà una sorpresa. Allora, ti lascio un bigliettino Sì. e una matita. Questa la rimettiamo. Questa è una domandona che abbiamo ricevuto noi. Mamma Cioè, mia. Nel frattempo in cui il nostro ospite prepara una domanda per chi verrà poi, grazie per averci ascoltato, per averci seguito. Se volete continuare a seguirci, cliccate nella campanella qui in basso, seguiteci nei social. Se volete proporvi o proporci qualche ospite, qualche storia interessante, contattateci tramite i nostri canali, anche il sito della British School di Bassano del Grappa. Ringraziamo come sempre Kawabanga Productions e Alchimie Venete per il supporto. Prof Giancarlo, tu sarai molto Eccomi abituato a fare domande, quindi immagino tu abbia finito. Sì. Prendo? Sì. Non sbircio. No. La come butto vuoi. qui. Come vuoi. E niente, ti ringrazio ancora per il tuo tempo, per i tuoi racconti, per la tua grande pezzo di storia. Grazie a te e grazie a tutto questo team che... posso dire una cosa, adesso non so se si può dire o se sono ancora in diretta, ma per me è la prima volta in un podcast così. Posso dire che in questo tempo, adesso non so quanto tempo è passato... È un'oretta circa. Un'oretta è passata, Sì. addirittura. Sono stato bene. Bene. Sì. Mi fa molto avuto piacere. un senso di benessere, si può dire, no? Sì. Proprio un bene, sì. Fa piacere anche a me che sono anch'io agli inizi, perché quindi bene. Grazie. Sono contenta, grazie. Grazie.